Intanto buonasera a tutti e benvenuti qui stasera in Galleria delle Conchiglie della Villa Contarini Fondazione Ghilardi. Siamo qui perché abbiamo dei pretesti per essere qui. Siamo qui perché vogliamo celebrare questo nostro evento in maniera solenne, il Dante D, e quindi il pretesto è questo, è Dante Alighieri. Ma abbiamo anche ovviamente cercato di organizzare una giornata, che poi è una giornata che avrà un continuo per alcuni mesi, organizzando questa mostra. La mostra che appunto si riconduce all'opera somma di Dante Alighieri, ma che trova ovviamente una declinazione attuale con quanto andrò a dire in questo momento. Noi come Fondazione Ghilardi e come Dante Alighieri di Padova, Società Dante Alighieri di Padova, ci siamo mossi nell'ambito della disposizione o l'indicazione del Presidente della Repubblica e del Parlamento italiano, che hanno individuato in questa giornata il 700° anniversario della morte del grande poeta, dell'inizio del viaggio del grande poeta. L'inizio del viaggio, questo viaggio allegorico di cui noi sappiamo praticamente quasi tutto. E questa mostra è una mostra in due sedi, questa sede in Villa Contarini, Fondazione Ghilardi, e l'altra sede nell'Oratorio San Benigno, sotto i portici in piazza Paolo Camerini. Già dicendo questo, noi dobbiamo da subito ricollegarci alla disponibilità e alla buona volontà della parrocchia di Piazzola Subrenta, che è l'Unione Pastorale, che è la proprietaria dell'Oratorio di San Benigno, e ovviamente della Regione del Veneto, che noi non smetteremo mai di ringraziare per l'ospitalità di tutti gli eventi che la Fondazione Ghilardi organizza. Quindi un sincero ringraziamento a queste due istituzioni, perché rendono possibile questa mostra, che durerà appunto da oggi, si presume, fino al 3 di ottobre. Quindi una mostra in due sedi e, come dicevo, noi dobbiamo assolutamente essere grati alla Regione del Veneto e alla Unione Pastorale di Piazzola Subrenta, che sono i proprietari dei due siti. Naturalmente dobbiamo essere ancora più grati della disponibilità dei due protagonisti principali, che sono i due artisti che si sono nel tempo impegnati a rappresentare, a declinare secondo una loro lettura dei due artisti dell'opera del grande poeta. E quindi abbiamo in questa sede le sculture di Romeo Sandrin, e nell'oratorio di San Benigno invece, nell'altra sede, abbiamo le opere di Alberto Bozzonella. Quindi abbiamo così realizzato, con questi presupposti, una mostra in due sedi. Abbiamo voluto ricollegarci a questa giornata in questo momento, e proprio oggi, in tantissimi posti, si racconta in 500 posti nel mondo, quindi non solo in Italia, quindi non solo a Padova, non solo nel Veneto, a Piazzola sì, però solo. Ci siamo ricollegati a questo movimento culturale che ha voluto esaltare, dopo 700 anni, la figura del grande poeta. E quindi noi siamo contentissimi, siamo gioiosamente contenti, se così si può dire, di essere riusciti a connetterci in questo modo a questo momento culturale di approfondimento che riguarda un po' la lingua italiana, ma riguarda l'Italia, riguarda noi tutti. E di questo ovviamente ci sentiamo anche pieni di soddisfazione di essere riusciti, nonostante tutta la situazione generale che stiamo vivendo a causa della pandemia, di riuscire oggi a essere presenti, ad aprire formalmente la nostra mostra. Quindi è chiaro che tutto questo mondo che è girato, che ha concorso con noi, cioè noi Fondazione Ghilardi e Dante Alighieri di Padova, per poter realizzare questa mostra, noi ne siamo assolutamente contenti. Siamo contenti, siamo soddisfatti. Pensiamo di portare un contributo di serenità, un approfondimento culturale, un momento di gioia, che abbiamo tempi stretti. La pandemia ci obbliga di non fare assembramenti,
ci dà purtroppo molti vincoli anche nella nostra agibilità che stiamo vivendo anche noi in questo momento. Praticamente noi assolutamente non possiamo derogare dalle quelle che sono le norme imposte dall'autorità sanitaria, e quindi dobbiamo anche tenere una certa, diciamo così, organicità del nostro essere qui oggi. Quindi mi corre l'obbligo di, prima di passare la parola alle varie autorità, alle varie persone che hanno concorso, che rappresentano le istituzioni che hanno reso possibile questa mostra, io le volevo anche prima di tutto ringraziare la Regione del Veneto, sicuramente, la società Dante Alighieri, la parrocchia di Piazzola. Esprimo il mio grazie come Fondazione Ghirardi al mio presidente, professor Rossoni, che è qui, che dopo gli cederò anche il microfono, quindi potrà anche lui intervenire, perché, ripeto, è stato molto e anche abbastanza faticoso il lavoro di organizzazione, che penso che ognuno di noi si possa anche rendere conto, vedendo anche la mostra ancora di più. Ringrazio ovviamente il sindaco di Piazzola, Avvocato Milani, che è qui presente, per l'ospitalità che la nostra comunità piazzolese potrà conferire e dare a questa mostra, a tutti i visitatori che avranno la possibilità di venirci a trovare, ad apprezzare, ad approfondire. Dobbiamo dire il nostro grazie all'immobiliare Marco Polo, che è la società strumentale della Regione del Veneto che gestisce questa villa e che ovviamente dovrà sobbarcarsi un po' di lavoro in più, che noi ovviamente aiuteremo, ma il principale lavoro sarà anche loro, per rendere così fruibile la mostra stessa in questa sede. Quindi un grazie veramente all'architetto Miola, col quale ho condiviso tutte le problematiche organizzative, e tutto il personale naturalmente che in questa villa opera. Un grazie veramente sincero. Non ho citato l'avvocato Rosy Marie, perché dopo gli cedo la parola e quindi dopo lo ringrazierò specificatamente, però è sempre nel mio pensiero. Ringrazio il circolo Noi di Piazzola, perché ha costituito un gruppo di volontari che accompagneranno i visitatori a visitare la mostra. A visitare la mostra, che soprattutto quella nell'oratorio di San Benigno, così in modo tale che anche il visitatore non si trovi spaesato, non si trovi, diciamo così, non ben accolto vedendo o visitando la mostra. Devo ringraziare ancora una volta l'Istituto Rolando, l'Istituto Superiore Rolando di Piazzola, che è un istituto diciamo così, che ha multi-indirizzo, liceo, ragioneria, eccetera. Io lo chiamo ancora ragioneria, ma insomma il Rolando, che ha con noi sottoscritto una convenzione per far fare ai propri studenti una decina degli stage di accompagnamento dei visitatori delle mostre. Quindi anche la scuola si è sentita impegnata nella realizzazione organizzativa di questa mostra. Naturalmente devo ringraziare la presenza anche del consigliere regionale Luciano Sandonà, che è qui, che è presidente anche della prima commissione regionale del Veneto, il Consiglio regionale del Veneto, al quale poi gli chiederò una cortesia, ma gliela chiedo dopo, non gliel'ho ancora anticipato, ma glielo chiedo dopo. Gliela chiedo dopo quando lo presenterò, e lo chiederò anzi se ritiene di dover portare il suo saluto, anzi lo porterà senz'altro, glielo chiederò. Naturalmente tutte queste sinergie, questa sinergia con la quale abbiamo messo in moto tutte queste organizzazioni ha reso possibile, diciamo così, che la mostra possa essere aperta e possa essere anche fruibile e possa essere visitata. Quindi il grazie mio, oltre agli autori e agli artisti, ancora una volta, a tutte queste organizzazioni, non so se ho dimenticato qualcuno, però il mio grazie. Un grazie particolare però io lo devo fondare a un altro gruppo di persone. Noi abbiamo preparato per questa mostra un catalogo. Vi dico subito che cosa ha detto il tipografo quando ha, come si dice, stampato questo catalogo. Questo catalogo contiene tutte le opere esposte in questa sede e anche nell'altra sede. Ogni opera è contrassegnata da un numero, ogni opera
ha un riferimento della Divina Commedia e ha anche un riferimento del canto e ha anche un riferimento di un commento. Quindi diciamo che qua dentro è una guida proprio concreta, ecco, per poter accompagnare il visitatore a vedere la mostra. Ma di questa opera io devo assolutamente ringraziare, dopo lo prenderete, vedrete, devo assolutamente ringraziare chi si è dedicato anche tecnicamente all'elaborazione del catalogo. A parte la Dante Alighieri, che ha fornito, diciamo, la materia grigia, diciamo così, dal punto di vista del contenuto, non solo loro, ma in modo particolare loro, i graphic design, che sono Mario Nardo e Martina Toniolo, che sono qui con noi e sono in fondo alla sala, che devo assolutamente ringraziare perché in pochissimi giorni, per non dire pochissime ore, sono riusciti a elaborare un catalogo che, come diceva la tipografia Chinchio che l'ha stampato, questo non è un catalogo, questo è un libro da toccare con cura e da conservare, perché è veramente un'opera importante e fatta bene. Voglio ringraziare anche naturalmente chi ci ha fatto delle foto che sono contenute nel catalogo, Giancarlo Gennaro dello studio Click. Voglio ringraziare lo staff tecnico della Regione del Veneto, nelle persone ecco, della dottoressa Edda Battistella e Fausta Bresciani, che hanno dei ruoli amministrativi ma importanti, dirigenziali nella Regione del Veneto, perché anche loro ci hanno dato quello che, diciamo così, è il là, e ci hanno dato anche lo stimolo, ecco, per poter realizzare questa mostra. Quindi diciamo che abbiamo l'ambizione, non so, chiamatela come volete, la presunzione, non lo so, di esprimere una mostra che nel Veneto magari non ha forse pari. Io mi auguro, spero che sia proprio così. Ecco, io mi auguro che questa mostra viva questa dimensione. Devo ringraziare ancora chi ci ha dato una mano nell'esposizione, 2 allestitori, 2 falegnami, 2 volontari, che hanno da volontari realizzato un po' tutti, diciamo così, i sostegni che sono per l'esposizione oppure per l'esposizione delle didascalie o delle opere del San Benigno, ma anche della sede di sopra che poi vedrete. Quindi anche a questi 2 signori, Luigino Chiarotto e Gianfranco Meneguzzo, il nostro grazie. Quindi, come vedete, abbiamo cercato di, come posso dire, di coinvolgere qualunque istanza. Un grazie particolare da questo punto di vista a Don Riccardo Pincerato, che è qua, che poi gli cederò anche a lui il microfono, a nome della parrocchia, è qui a rappresentare la parrocchia, ma anche il parroco, Don Guido da Ragassa, i quali ci hanno creduto sin dall'inizio e ci hanno concesso l'uso, ecco, dell'oratorio San Benigno. Non so se ho dimenticato qualcuno, spero e mi auguro di no, ma se mi sono dimenticato qualcosa o qualcuno, portate pazienza, scusatemi, però nessuno, ecco, volevo dimenticare. Una piccola chicca. Ecco, come mai che è nata questa mostra? Come mai che in consiglio di amministrazione mi hanno chiesto della Fondazione Ghirardi, come mai vuoi fare la mostra su Dante? Perché dico, siamo stati ispirati da una persona che ha un particolare sentimento verso così il coinvolgimento, che è Lucia Zanarella, che ringrazio perché è l'ispiratrice della mostra e noi l'abbiamo citata nel catalogo, perché è stata lei la prima a dirci perché non realizzate una mostra su Dante. Io mi sento pubblicamente di ringraziarla ed è qui e quindi la ringrazio veramente. Credo di non aver proprio dimenticato più nessuno. Comunque abbiamo scritto e riportato nel catalogo tutte le varie funzioni, enti, persone che hanno con noi collaborato. Ecco, allora il catalogo sarà a disposizione dei visitatori, è un catalogo importante, pesante, vorrei anche aggiungere costoso, ma insomma mi fermo, ecco, questo aggettivo qua magari lo evito stasera, però insomma abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Abbiamo cercato cioè di fare una proposta che sia all'altezza di questa villa e dell'oratorio di San Benigno, che sono il compendio monumentale di Piazzolla più significativo, e di questo ne siamo convinti, personalmente in maniera assoluta, ma ne siamo convinti in modo tale
E noi riusciamo in questa occasione anche a dare valore a queste due situazioni, alla Villa Contarini Fondazione Ghilardi e all'Oratorio San Benigno. Questo nel percorso, nella strada, che ci ha sempre visto come Piazzola su Brenta, ecco, anche al centro di momenti culturali, di approfondimento, ma di coinvolgimento e di inclusione verso mondi che non sono strettamente locali, ma che sono ovviamente di più ampio raggio. La mostra aprirà appena diventeremo zona arancione, dico così perché non lo so, sarà il 6 di aprile, non lo so, comunicheremo, faremo perché siamo un po' sospesi da questo punto di vista. Aprirà al pubblico, intendo dire, nelle forme che saranno possibili, quindi questo non dipende da noi ma dall'autorità sanitaria, e quindi in questo modo saremo più precisi, ripeto, appena ci sarà consentito. La mostra, ho detto che formalmente la apriamo oggi, la inauguriamo oggi. La mostra durerà fino alla fine di settembre, fino al 3 di ottobre, ma dopo vedremo il proseguo anche purtroppo della pandemia. Però noi abbiamo previsto durante l'anno altri 2 momenti. Uno il 10 di luglio, in cui faremo un concerto con musiche di Liszt, con il pianista Bertolazzi, che Liszt si è dedicato a Dante, ha tradotto in musica l'opera dantesca, e quindi noi faremo un concerto che abbiamo già previsto, abbiamo già programmato. Cercheremo di avere un convegno di approfondimento serio, impegnativo e importante di questa mostra, e comunque di Dante, visto dal punto di vista generale, e di cui poi cercheremo anche di fare gli atti. Quindi avremo gli atti, se tutto va secondo i nostri propositi, e un catalogo. Quindi potremmo dire alla fine che il 2021 ha visto 700 anni, diciamo dall'inizio del viaggio, della morte di Dante e dall'inizio oggi del viaggio del Dante abbiamo vissuto questo momento così mondiale attorno a un poeta che tanto dice, tanto rappresenta, tanto ci fa dire della nostra lingua e della nostra Italia. Detto questo, io passerei inquadrata un po' la mostra, cercando di essere stato il più sintetico possibile. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma insomma, dopo magari vedremo il tempo, perché abbiamo tutti i tempi stretti, perché avete capito il perché. Io direi di cominciare a chiamare qui al microfono. Noi dobbiamo avere un'organizzazione, allora chiameremo qua 2 persone alla volta, dopo dovremo disinfettare i microfoni, quindi dovremo fare così. Io comincerei subito con chi ha organizzato questa mostra, la Dante e la Fondazione Ghilardi. Quindi la professoressa Maristella Mazzocca, che Maristella se vuoi venire, e il professor Giorgio Ossoni come Fondazione Ghilardi, così voi ci portate il vostro contributo e impegno verso la mostra. Sono la presidente della Dante Alighieri di Padova e sono particolarmente onorata di poter inaugurare oggi questa mostra, che è stata fortemente voluta e che ha coinvolto le tante energie che poco fa il dottor Cavinato ha ricordato, e mi associo nel ringraziare tutte queste energie, la cui volonterosa partecipazione, direi la cui appassionata partecipazione, a quanto ho potuto vedere, ha consentito questa iniziativa. È un'iniziativa che è particolarmente nello spirito della Dante Alighieri, perché la Dante Alighieri è stata fondata da Giosuè Carducci, quindi si era nella seconda metà dell'Ottocento, in tempi di acceso patriottismo, con la missione di difendere la lingua e la cultura italiana. Va da sé che la lingua è prima di tutto la lingua che si parla, ma tutto ciò che parla della nostra tradizione, della nostra storia è linguaggio. Quindi le arti figurative sono un linguaggio, e quindi questa mostra, lo è anche la cucina, lo è anche la moda, tutto ciò che parla d'Italia è una lingua d'Italia. Comunque sia, le arti figurative hanno sicuramente una capacità espressiva particolare, e quindi è davvero con orgoglio e anche con un po' di commozione, se mi permettete, che inauguriamo oggi questa mostra. E poi, se posso confessare un'idea personale alla quale pensavo venendo qua in macchina,
Siamo in tempi di DAD, triste acronimo di cui tutti abbiamo ormai imparato il significato, e allora mi sono detta, proprio pensando a questo triste acronimo che è diventato sinonimo di didattica, che la Divina Commedia la potremmo vedere sotto infiniti punti di vista, ma potremmo anche vederla come un omaggio alla scuola, un monumento al valore della scuola, perché in fondo le due cosiddette guide, Virgilio e Beatrice, sono due guide, ma sono anche, soprattutto, due maestri. Perché? Che cosa è Virgilio? Dante lo dice nel primo canto dell'Inferno. Gli ha insegnato lo bello stilo che m'ha fatto onore. E allora dovremmo chiederci che cos'è l'onore. Ecco, l'onore è qualcosa di molto diverso nel mondo di Dante e anche nel nostro, suppongo, dalla fama e dalla gloria. Perché la fama e la gloria sono qualcosa che viene dall'esterno, ce lo attribuiscono gli altri, se c'è. L'onore è un principio interiore, è una misura interiore, è l'esigenza di essere all'altezza di se stessi, e cioè della propria umanità. E in questo senso è un valore primario nel mondo di Dante. E poi, tant'è vero che quando è che Virgilio lascia Dante? Virgilio lascia Dante dopo che gli ha fatto vedere tutto il male del mondo, cioè purgatorio e inferno. Quando ha sperimentato e visto tutto il male del mondo, saprà ben capire che cos'è il bene, e solo a questo punto lo lascia, quando il suo giudizio è retto, pieno e maturo e può distinguere il bene dal male. A quel punto lo consegna a Beatrice. E Beatrice chi è? Beatrice è la fanciulla dei 18 anni, è l'amore che fa battere il cuore, è il primo amore che non si scorda mai. Ma quando diciamo che il primo amore non si scorda mai, ci riferiamo alla persona che non dimentichiamo, ma ci riferiamo anche all'emozione d'amore, appunto al cuore che batte, all'emozione che sgomenta, il primo amore. Ora, quella fanciulla che ha insegnato a Dante, ragazzo, che cos'è l'amore, continua ad insegnargli anche nell'aldilà, ma continua ad insegnargli e resta la fanciulla amata. Gli insegna però nell'aldilà qualcosa di un po' diverso. È la guida del paradiso e gli insegna pazientemente, canto per canto, che se vogliamo capire o almeno tentare di sfiorare quell'immenso mistero che è l'animo umano o quell'immenso mistero che è l'universo o quell'immenso mistero che è Dio, ecco, i nostri sensi non ci bastano. Non fa che ripeterlo Beatrice, glielo dice dal primo canto: tu non sei in terra come tu credi. E poi lo ripete, canto per canto. Allora che cosa gli insegna Beatrice? Che se vogliamo capire questo immenso mistero che è l'anima, che è Dio, che è l'universo, ci vuole qualcosa di più dei nostri limitati sensi. Ci vuole la scienza di Dio. La scienza di Dio che si chiama teologia. La teologia è lo strumento che ci permette di avvicinarci al mistero, non di capirlo, il mistero di per sé è mistero, ma ci permette di avvicinarci il più possibile. E allora, se noi ricordiamo quel che Dante dice a Beatrice, di Beatrice, nel secondo dell'Inferno, che poi è il primo in realtà, cioè il primo canto dell'Inferno è l'introduzione alla commedia, il primo vero dell'Inferno è il secondo. Comunque sia, là che cosa dice? Gli dice le parole che danno il titolo a questa mostra: amor mi mosse che mi far parlare. Quindi gli dice che la molla che ha spinto Beatrice è l'amore per Dante. E Dante dice anche in quel luogo che grazie a Beatrice lui è uscito dalla volgare schiera. Insomma, per amore è diventato poeta. Per amore ha capito di dover essere all'altezza della propria vocazione, all'altezza della propria umanità. E allora, se mettiamo insieme le cose, Beatrice è stata la rivelazione della scienza di Dio, cioè colei che spiega la scienza di Dio, è stata anche la rivelazione della poesia, per lei è diventato poeta, è stata anche la rivelazione dell'amore.
Se mettiamo insieme tutte queste cose, allora che cosa dobbiamo dedurne? Dobbiamo dedurne che la poesia e la teologia in fondo sono sorelle, sono qualcosa che insieme ci permette di avvicinarci alla ragion d'essere profonda dell'universo. E ci permette di avvicinarsi alla ragion d'essere profonda dell'universo e soprattutto ci insegnano ad essere all'altezza di noi stessi, vale a dire all'altezza della nostra umanità. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Ce lo dice Ulisse, ma ce lo dicono anche le due guide. E quindi un grazie particolare, oltre a tutte le persone che ha ringraziato Dino, ai due artisti di oggi, ad Alberto Bolzonella e a Romeo Sandrin, che attraverso questo magnifico viaggio nell'aldilà di Dante ci hanno condotto per mano, ci condurranno per mano con le loro opere. Quindi grazie agli artisti, grazie a tutti. Prego, Presidente. Dopo queste belle parole credo non ci sia nulla da aggiungere di presentazione di questa mostra, se non dire che la Fondazione Ghirardi è stata ben lieta di partecipare e di appoggiare questa iniziativa fortemente voluta dal nostro direttore, come l'avete percepito anche dall'entusiasmo con cui ha presentato la mostra. Sono particolarmente lieto che poi questa si inquadri in un ambito di collaborazione che spero sempre più stretta con la società che gestisce per conto della Regione la villa e nella quale noi come fondazione cerchiamo di svolgere un ruolo di stimolo e di promozione culturale nei vari settori nei quali la fondazione dei quali si occupa. Dante perché Dante è il vero padre della patria, è il padre di quella Italia che si esprime come una cultura riconosciuta a livello mondiale al di sopra di qualsiasi altro livello. È il padre di una Italia che appunto è fatta di arte, di bellezza, di cultura, prima ancora che di armi e di politica. Quindi questa ricorrenza andava celebrata, anche se Dante è con noi tutti i giorni. Noi cominciamo da quando siamo nati, da quando parliamo, ad usare il linguaggio di Dante e poi durante i nostri studi sarà anche magari una croce talvolta, perché lo studio di Dante delle volte agli studenti può causare qualche sofferenza, disagio, sì. Ma poi resta il ricordo di questo stimolo culturale che Dante ha dato a tutti noi, al nostro bellissimo paese, e speriamo che continui così ad essere di stimolo per un futuro migliore dopo questi momenti così difficili che sta attraversando il paese come tutto il mondo. Quindi grazie a chi ha avuto questa idea, a chi ha stimolato l'organizzazione e buona mostra a tutti. Un caro saluto a tutti. Oggi è Dante Dì, si celebra finalmente la grande festa di Dante, doppia, perché il 25 marzo è stato ormai fissato come giorno di festa nazionale per ricordare Dante Alighieri, quindi ogni anno il 25 marzo festeggeremo il sommo poeta, ma quest'anno capita anche un grande anniversario, 700 anni dalla morte di Dante, 1321-2021. Come celebra la Dante questo giorno? Lo celebra nel modo migliore, più bello, lo celebrerà con quella che il presidente Riccardi ha annunciato, la grande monumento a Dante, che sarà la piattaforma digitale Dante Global. E lo faremo anche con tante iniziative, ci saranno molte iniziative editoriali, a partire dal libro di Ferroni, l'Italia di Dante, che diventerà poi un'app per viaggiare in Italia e conoscere i luoghi citati dalla Divina Commedia. Lo faremo con Aldo Norati, con il suo Canto per Canto, la sinossi che ci spiega
tutta la Divina Commedia. Lo faremo con Fabrizio Bancale, con il suo film L'esilio di Dante, ci racconterà come Dante appunto in questo documentario, partendo da Firenze, esiliato politicamente, finì poi i suoi giorni dopo la Lunigiana e Verona, proprio a Ravenna, dove esiste ancora oggi la tomba. Lo faremo con Lamberto Lambertini, con la sua bellissima commedia in video, l'Italia e il viaggio con Dante, ma lo faremo anche con le tante pillole che Lambertini sta girando, con Dante l'inimitabile. Torneremo insomma in qualche maniera a rivedere le stelle, e ce l'auguriamo proprio perché questo anno di pandemia ci ha tenuto troppo lontani, troppo distanti. Solo il video ci ha salvato un po' nei nostri messaggi, nei nostri lavori quotidiani, nei nostri contatti, ma vorremmo veramente tornare a rivedere le stelle, abbracciarvi tutti, rivedervi soprattutto qui a Palazzo Firenze, come spesso accade, per parlare di progetti, per parlare di lingua italiana, di certificazioni, di corsi, di tutto quello che poi appunto la piattaforma e chi ci sta lavorando, che ringrazio tantissimo, è stato un anno durissimo di lavoro, ecco, ha fatto per portarci di nuovo a riaprire le finestre, guardare il cielo sia di notte che di giorno, ma guardarlo con uno sguardo felice e soprattutto positivo verso il futuro. Buon Dante Dì a tutti. Ecco, avete sentito Alessandro Masi, che è il segretario generale della società Dante a livello nazionale. Noi abbiamo sentito, ma chi è in streaming ha sentito e visto. Bene, cedo la parola al sindaco, Avvocato Milani, sindaco di Piazzola su Brenta. Allora, la città di Piazzola vi dà il benvenuto, quindi a nome di tutta l'amministrazione comunale. Intanto è un'occasione per rivedere i miei cittadini e per dare il benvenuto a chi invece viene da fuori. Dicevo prima dell'orgoglio di ospitare eventi di questa portata, di questa cifra culturale. Devo riconoscere che Fondazione Ghirardi è il motore culturale della città di Piazzola e si trova da molti anni a promuovere eventi culturali di vario genere. Questo mi tocca particolarmente perché il direttore mi rimanda ai tempi del liceo classico, quindi mi riporta indietro di qualche anno nella mia gioventù e mi chiedo quanto vecchio, quanto giovane sia Dante, perché da un paio d'anni sulla tavola della mia cucina c'è la Divina Commedia, non perché sia la mia lettura post serale, ma perché mia figlia, che fa la seconda al liceo classico, ha il suo territorio di studio, e quindi in questi 6 mesi circa mi trovo il purgatorio sulla tavola della cucina. E vedo che i giovani sono affascinati da Dante, probabilmente hanno una maturità o anche una consapevolezza diversa da quella che avevo io alla sua età, ma sono affascinati, entrano nel mondo allegorico, fantastico di Dante e si calano nella struttura, in questi racconti che sono visti non solo come dei richiami culturali, storici, teologici, mitici, ma li vivono quasi con una passione romanzesca. E devo dire che anche per noi adulti, leggevo prima il retro del bellissimo libro che mi aveva consegnato Irene a nome della Fondazione, sulla citazione di Niccolò Tommaseo, dove diceva: leggere Dante è un dovere, rileggerlo lo si dovrebbe invece rifare da adulti. E questo è un invito che volgo anche a me per primo, ma anche ai presenti. Ho visto che anche nel leggere quelle 5 brevi pagine di ciascun canto, a un'età matura dà una consapevolezza, una gioia diversa. E un altro aspetto particolare della gioia di vivere questo momento nel rievocare attraverso questa mostra Dante è che eleva un po' anche l'attenzione e sposta l'attenzione su un livello culturale, quindi su un piano umano esistenziale, e ci stacca un po' da quanto siamo purtroppo tutti costretti a vivere di ristrettezze anche emotive, anche culturali dell'ultimo anno. Quindi un grazie a Fondazione Ghirardi, un grazie a Dante Alighieri per questa bellissima mostra, e come città di Piazzola ribadisco il grande orgoglio di viverla, di accogliere chi verrà, e per quanto ci compete anche sarà sicuramente nostro compito promuoverla e divulgarla alla popolazione. Un grazie ancora a tutti.
Don Riccardo, a nome dell'Unione Pastorale di Piazzola Isola Mantegna Presina. Un grazie a tutte e a tutti qui ritrovati, un grazie appunto da parte dell'unità pastorale e del parroco Don Guido Dalla Gassa. E come parrocchia, diceva prima Dino, abbiamo aderito da subito a questa iniziativa. E perché? Perché uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, un certo Jean Monnet, disse in un momento di crisi: se dovessi rifare tutto, comincerei dalla cultura. E credo che come parrocchia, come Chiesa, due siano i pilastri nei quali ci sentiamo di ricostruire il prossimo periodo. Da una parte la cultura, dall'altra parte le relazioni. Per questo la testimonianza di molti volontari, grazie a Noi Associazione, che si stanno dando da fare per rimettere al centro questi due aspetti, l'aspetto culturale ma anche l'aspetto relazionale, del quale un po' tutti in quest'anno ne abbiamo sofferto e ne stiamo soffrendo. Siamo felici che nel Tempio del Temanza, la chiesa di San Benigno, che fu donata proprio dal professor Ghirardi alla parrocchia durante gli anni 70, siano ospitate le opere del Purgatorio e del Paradiso. Perché? Le opere d'arte in realtà ci danno una possibilità, ci aiutano ad elevarci al bello con la B maiuscola, ci aiutano ad incontrare Dio per chi ci crede e per chi non ci crede però ci aiutano a entrare nella parte più profonda di noi stessi. Auguriamo allora a tutti, sia ai volontari ma a tutti i visitatori che prenderanno parte a questa mostra, di poter uscire da questo luogo con il titolo che è stato dato. Cioè che possano uscire con la consapevolezza che è proprio l'amore che ci muove e che ci fa parlare, che ci fa incontrare tutti quanti. Grazie ancora e buona visita a tutti. Adesso a questo punto invito Luciano Sandonà e l'avvocato Rosy Marin della Immobiliare Marco Polo a portarci il loro saluto, diciamo così, a livello regionale, chiamiamolo così. Mi permetto di dire così, insomma, ecco. All'amico Luciano Sandonà gli chiedo anche una cortesia prima ancora che prenda la parola. Abbiamo fatto un bellissimo catalogo, noi vorremmo anche donarlo a ai ragazzi delle scuole, eccetera, eccetera. No, vorremmo cioè, non solo piazzolesi, ben si intende, ma ecco, estendere un po' questa bellissima opera in senso lato. Noi abbiamo fatto anche una rispettosa, come si dice, domanda alla Regione del Veneto, ancora credo il 2 di gennaio, 3, quindi la legge dice devi farla dal 1 di gennaio, lo so che oggi è tutto difficile, però insomma noi ci contiamo, visto che tu sei anche un conterraneo, se magari ci dai una mano, noi riusciamo a stamparne altre copie e, diciamo così, metterla a disposizione del tutto il mondo della scuola, degli anziani, insomma, ma in modo particolare il mondo della scuola e dei giovani, perché credo, come diceva il sindaco, che i giovani sono molto più attratti di noi quando eravamo giovani, ecco, all'opera di Dante. Grazie anche da questo punto di vista per il tuo impegno, ma comunque risentiti libero comunque di impegnarti. Ma è difficile rispondere negativamente a una risposta del genere, oltretutto con una finalità così nobile come quella di diffondere il catalogo che ho visto anch'io, ho sfogliato, ed è veramente un catalogo importante e si vede che c'è un lavoro alle spalle che è molto... un forte lavoro alle spalle, diciamo, del catalogo e anche della mostra. Ne approfitto per ringraziare anch'io la Fondazione Ghirardi, che è stata il propulsore di questa mostra nella persona del direttore del dottor Cavinato e anche del presidente professor Orsoni, e devo dire che mi associo a quanto detto dal sindaco. La Fondazione Ghirardi si impegna durante l'anno in numerose iniziative di carattere culturale ma anche scientifico che troverebbero spazio difficilmente in altre sedi e con altre modalità. Quindi credo che è importante tutto quello che fate voi per il territorio, ma anche, diciamo, in generale per la divulgazione di sapere e di cultura.
Oggi ci sono tantissime iniziative, oggi è la giornata di Dante, il 25 marzo, tantissime iniziative. Oggi, fra l'altro, c'è anche qui il professor Orsoni, che è stato sindaco di Venezia. Oggi sono anche i 1600 anni, diciamo, della nascita di Venezia, quindi è una giornata importante, molto importante, il 25 marzo 2021. Tante iniziative in giro per l'Italia, ma questa è un'iniziativa importante, molto importante nel Veneto, sicuramente la più importante di oggi nel Veneto, e quindi sono orgoglioso anche di parlare qui e di essere stato, e ringrazio anche dell'invito. Porto naturalmente i saluti del Presidente Luca Zaia, che non è potuto intervenire, e dell'assessore Corazzari alla cultura, l'assessore alla cultura della Regione Veneto. Dicevo, oggi è una data importante, è un'inaugurazione purtroppo poco più che simbolica, ma verranno dei tempi migliori per tutti noi. Sono tempi bui, ma si dice che dopo la tempesta viene fuori sempre un sole che è ancora più bello rispetto a quello che ai tempi che stiamo vivendo adesso e che vivevamo prima. Forse ci renderemo maggiormente conto anche di quanto sia importante la nostra libertà, il nostro potersi muovere, il nostro poter fare valere le nostre relazioni anche sociali e anche culturali. Ecco, e anche culturali. L'associare il sommo poeta Dante, una figura fondamentale per tutti noi, a partire dalla lingua che parliamo tutti i giorni, a due artisti invece del territorio, come lo scultore Romeo Sandrin e il pittore Bolzonello. Io fra l'altro volevo fare anche un inciso sulle opere di Romeo Sandrin, perché che conosco, insomma, e sono anche opere, abbiamo varie opere nel territorio di Romeo Sandrin, e volevo ringraziarlo per aver messe a disposizione temporaneamente per questa mostra, che speriamo diventi poi una mostra invece così continuativa, magari una sede degna di queste opere, ma è sinceramente un artista e una personalità che esprime attraverso le mani, attraverso quello che forma con le proprie mani, esprime il proprio pensiero e quello che gli viene fuori anche dal cuore, con una sensibilità, devo dire, straordinaria. Le sue opere sembrano che siano proprio opere vive, ecco, e per questo, diciamo, lo ringrazio. Io, fra l'altro, faccio una piccola anche citazione l'ha fatta già il direttore Cavinato, a colei che è stata la miccia di questa idea, diciamo, qui in Villa Piazzola, che è stata la Lucia Zanarella, che ci ha scritto tantissime mail, ha portato avanti 2-3, diceva Dino Cavinato, insomma, li abbiamo un po' diviso. Concludo augurando a tutti una buona mostra. Speriamo che da quando sarà zona arancione ci sia un grande afflusso di gente. Questo aiuterà sicuramente anche la villa, il nostro patrimonio, il patrimonio del nostro territorio, della città di Piazzola, ma anche della Regione Veneto, che se l'è preso in carico, che lo cura, che fa una manutenzione costante e anche ha fatto degli investimenti negli ultimi anni. Noi come politici e così personalità del territorio, assieme col sindaco e con gli amici della Fondazione, ci siamo fatti, diciamo, carico anche di mantenere viva la villa e anche di migliorare quello che è, diciamo, la possibilità di usufruire della villa e del magnifico parco. Tutto ciò aiuterà sicuramente tantissimo la villa e credo che la mostra sarà un successo. Chiudo dicendo che anche Zaia verrà a visitare, diciamo, la mostra nei prossimi mesi. Ci metteremo d'accordo con la Fondazione e con l'immobiliare Marco Polo, con l'avvocato Rozzimarin. Grazie. La parola all'avvocato Aldo Rozzimarin, che è l'amministratore unico della citata società immobiliare Marco Polo, che è un ente strumentale della Regione del Veneto, che rende praticabile la mostra in questa sede. Sì. La sede dell'inferno questa qua c'è l'inferno sopra. Buonasera. Sì, a proposito dei lavori, mi scuso subito per i lavori in corso dell'antincendio che dovranno essere finite al momento dell'apertura al pubblico della mostra.
Vi do il benvenuto in Villa Contadini, Fondazione Ghirardi, a nome dell'immobiliare Marco Polo SRL, socio unico della Regione del Veneto, che ha subito condiviso l'idea di questa iniziativa, nata dalla sinergia da diversi soggetti. Sono lieto di accogliere nelle sale della regia di Piazzolla le sculture del maestro Romeo Sandrin, che insieme all'illustrazione del maestro Alberto Bolsonella, esposte nell'oratorio San Benigno, danno vita, voce e corpo all'ispirazione inesauribile suscitata dalla Divina Commedia negli artisti e attraverso i loro lavori in tutti coloro che dedicano attenzione a queste opere. I tempi universali e senza tempo rappresentati dalla mostra Amore mi mosse che mi fa parlare possono costituire oggi, come accaduto in altre epoche nel corso dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, il punto di partenza per la rinascita anche spirituale di una comunità. Ringrazio la Società Dante Alighieri, Comitato di Padova e gli enti che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto carico di stimoli potenti. Gli italiani e i veneti che ci guardano in rete in diretta anche dall'estero conoscono il gran lavoro che la Società Dante Alighieri svolge per tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo. Dante, a 700 anni dalla sua morte, non ha cessato di vivere. Presente in ogni tempo, sfida lo spazio, essendo conosciuto in tutte le latitudini della terra. Dante, un cattolico, un politico, un artista. Un cattolico, un uomo di fede, il maggior poeta cristiano. La commedia è un poema di concezione grandiosa, essenzialmente religioso, come ha scritto Giovanni Papini nel suo saggio Dante vivo, che si propone di insegnare alle anime deboli e perse la strada per la salvezza eterna. I buoni meritano il paradiso, i cattivi l'inferno. L'opera costituisce l'espressione più alta dell'intera civiltà medievale, che preferirei chiamare cristianità, quel periodo della storia europea che rappresenta il più convinto tentativo di costruire il regno di Dio sulla terra. Dante, un politico, le sue convinzioni hanno guidato tutta la sua vita e la sua opera. Ricordiamo che per le sue idee e azioni politiche ha sofferto l'esilio, massima pena in tutti i tempi per coloro che amano la propria patria. E qui l'inciso che ha fatto il consigliere. È l'amor patrio che oggi ci chiama a festeggiare anche un'altra ricorrenza. È il 25 marzo 421. 1600 anni fa nasceva a Venezia un capolavoro di alta politica e nel contempo la creazione più singolare della storia economica di ogni tempo. Qui la virtù, la moderazione, la serietà, la giustizia e la buona fede hanno fissato la loro dimora, e scriveva il cardinale Bessarione, patriarca di Costantinopoli nel 1468. E infine torniamo a Dante, un artista. Fu il primo a utilizzare il volgare in ambito letterario, portando a compimento la sua potenzialità espressiva. Oltre a celebrarlo negli studi, nelle letture, nelle interpretazioni, nelle mostre, ricordiamo il padre della lingua italiana con una riflessione. L'uso della lingua italiana si sta caratterizzando per un ricorso sempre più frequente e arbitrario a termini e locuzioni inglesi. Sono all'incirca 3.500 gli anglicismi entrati a far parte del nostro vocabolario, ma in tante occasioni sarebbe meglio dirlo in italiano. Facciamo questo omaggio a Dante. Finisco con un sentito ringraziamento alla Regione del Veneto, agli enti e alle persone coinvolte e soprattutto agli artisti che ci danno la possibilità di ammirare questa bella esposizione delle loro opere. Grazie. Chiedo se c'è in sala il professor Bustreo del Rolando, perché io non ci vedo molto bene da lontano, e allora lo inviterei così a venire qua, e se questa c'è, anche l'assessore Deborah Mazzon, l'assessore della cultura del Comune di Piazzolla, se anche lei desidera prendersi qualche impegno. Grazie Dino, grazie alla Fondazione. Sono emozionata di partecipare a un evento culturale in questo periodo perché purtroppo sono stati sospesi, sono stati fatti con altre modalità e devo dire che questa è un'occasione che ci dà tantissima speranza e rinsalda dentro di noi il piacere che è fare cultura, e mi associo al sindaco e a tutte le autorità che hanno parlato fino adesso nel ringraziare la Fondazione Ghirardi che in tutto il periodo della pandemia con
con tutta una serie di iniziative che sono state fatte nell'ultimo anno, ha sempre tenuto acceso il lume della cultura e ci ha sempre consolati, ha sempre cercato un modo per non far perdere la speranza, e questo è stato un segnale che è stato assolutamente apprezzato da tutta la cittadinanza e per i quali non mi stancherò mai di ringraziarli. Questo evento, che è un evento nazionale e riproposto qui in questa forma nel nostro paese, ci riempie di orgoglio, perché Dante, come sappiamo, come è stato detto, è patrimonio di tutti quanti, e averlo qui, avere questa mostra ci riempie proprio di gioia, e sarà il nostro massimo sforzo, impegno quello di promuoverlo con le scuole, con i ragazzi, con tutta la cittadinanza, perché possa essere non soltanto un segnale di ripresa della vita culturale e di attaccamento a quelli che sono i nostri valori, la nostra storia, la nostra lingua, ma che sia proprio una delle prime occasioni che ci permettono in prossimi mesi di uscire a rivedere le stelle, come stiamo tutti quanti un po' ripetendo in questi giorni. Quindi ringrazio tutti voi per il lavoro immane che è stato fatto in questi mesi, perché la pandemia purtroppo ci obbliga al rispetto di regole nuove e molto stringenti, ma questo insomma non ci fa perdere la voglia di fare cultura, e quindi grazie nuovamente a tutti quanti. Prego. Buongiorno, mi aggancio a quanto diceva l'assessore Mazzon, appunto sottolineando il fatto che anche noi come scuola non abdichiamo al fatto di essere produttori di cultura, quindi non sono stati citati naturalmente perché non abbiamo il tempo, ma questa città ha dato i Natali a Mantegna, insomma a Rolando da Piazzolla, qui intitolato il nostro istituto di istruzione superiore, che appunto ha l'onore di collaborare con la fondazione e con le persone che la sostengono per realizzare sia concretamente sia dal punto di vista proprio della produzione del sapere per i nostri ragazzi una serie di iniziative che saranno senz'altro, a partire da quest'oggi, sottolineate nella loro giusta importanza e nei loro aspetti pratici. Capisco che oggi si può citare solo Dante, per cui le leggi sono ma chi può mane se non ricordo male, e questo è una delle anche sottolineature necessarie per far restare vivo il messaggio e quello che è Dante per noi. È un riferimento assoluto, un po' distantino nel tempo, che a noi serve di rimuginare, di pensare, di macinare continuamente, proprio perché diventi materia viva per i nostri giovani, che stanno vivendo un momento particolarissimo adesso, ma che in ogni caso servirà loro per aumentare i giri, per fare quel salto di generazione che è indispensabile per proporsi da cittadini nella locale cittadella, ma poi nel mondo più ampio che li aspetta. Per cui benissimo queste iniziative. Io sono grato al Presidente e anche al Dottor Rossoni e a tutti coloro i quali hanno partecipato di essere, anche se in minima parte, corresponsabili di questa iniziativa per il nostro territorio e per i nostri ragazzi. Quindi ad maiore auguri di grandissima riuscita a tutto. Grazie a nome di tutti. Cavallerescamente facciamo parlare per primo
Alberto Bolzonella, perché in ordine alfabetico viene prima, non per altri motivi. Giustamente. No, celebrando la lingua italiana dobbiamo almeno seguire l'alfabeto. Sono il più anziano. E allora diciamo anche che lui dice di essere 38enne, per cui insomma diamo la parola ad Alberto Bolzonella, il quale espone in Oratorio San Benigno il Tempio del Tamanza, il Paradiso e il Purgatorio. Quindi con le sue opere, prego, non ho altro da aggiungere perché le sue opere parlano già da sé. Ecco, volevo anche dire, ecco, che a seguito del loro intervento noi simuleremo, anzi lo faremo veramente, ma simuleremo una folla immensa che sta tagliando il nastro, però non possiamo che avvicinarci alla porta, mettiamo un nastro, la Presidente della Società Danti di Padova, che è la signora Maristella, taglierà il nastro, accompagnato dal Sindaco, del Presidente della Fondazione Ghirardi, dagli autori, in modo tale che simbolicamente tagliamo anche il nastro, ma lo facciamo veramente. Chiedo anche la cortesia, poi la stessa cosa la ripetiamo in piazza al San Benigno, nell'altra sede, in modo tale che così chiudiamo solennemente, ecco, la nostra serata di apertura della mostra. Prego Alberto Bolzonella. Allora inizio anch'io ringraziando gli organizzatori. Non faccio cenno a tutti gli organizzatori perché di sicuro sbaglierei. Preferisco ringraziare sinceramente tutti gli organizzatori. Adesso volevo un momentino spiegare, ma in sintesi, perché sento che il tempo è molto ristretto, come è nata l'idea di questi disegni che ho fatto, perché in totale sono 130 disegni che ho fatto nel corso degli anni a più riprese. Io ormai sono 65 anni che sono nell'arte, non è il primo giorno. Quando si arriva a una certa età, specialmente all'età mia, parlo un momentino di qualche anno fa, quando ho compiuto i primi 80 anni, mia moglie mi fa Alberto, fatti un check-up. Io ho fatto il check-up, io stavo bene e poi invece è saltato fuori che avevo qualcosa di più complesso al cuore. Taglio corto, mi hanno operato ben 2 volte al cuore, quindi sono un sopravvissuto. A parte questo, come è nato l'idea del disegno? Io in gioventù ho frequentato parecchie, mio papà mi ha fatto studiare in diverse città d'Italia. Sono stato a Roma, poi in modo particolare più di tutti a Firenze, dove poi lì ho frequentato il Magistero d'Arte, parte dell'Accademia. Poi sono passato a Parma, poi sono passato a Venezia anche. Ma perché questo racconto? Perché nel mio ricordare la mia gioventù, e poi spiegherò il perché, ho pensato agli studi, perché a una certa età non si guarda più avanti, ma si guarda a ritroso, a quello che si è fatto. E ricordo, pensando anche alla scuola, cos'è che ho studiato, come mi sono preparato. E nella scuola è saltato fuori, per esempio, parlando su Dante, perché aggiungo, sono stato fondatore di diverse associazioni nel corso di tutti questi anni. L'ultima associazione, che abbiamo dato un'impronta un po' culturale, Ars Tabulae Pictae, l'arte del dipingere sulle tavole, come facevano gli antichi, facevamo mostre a tema. Fra le varie mostre che abbiamo fatto, una dedicata alla cultura e all'Università di Padova, che poi abbiamo regalato tutte le opere, e le opere sono state il ricavato dato a uno studente bisognoso, quindi è stata una cosa importante. Ma poi un'altra mostra, ed è qui è nato il discorso della Divina Commedia, l'altra mostra è stata Viaggio pittorico nell'inferno dantesco. I miei allievi, che erano 24, perché purtroppo qualcuno è anche mancato, hanno fatto queste opere. Per meglio approfondire, allora c'era ancora il professor Iori, Giuseppe Iori, siccome le riunioni le facevamo a casa mia, c'era anche mia moglie che mi aiutava, è venuto il professor Iori e ha allargato il discorso, approfondito il discorso sulla Divina Commedia, in particolare sull'inferno. Abbiamo fatto queste opere, per farle in breve,
Poi il Comune di Padova l'ha saputo, ci ha fatto fare la mostra a Padova, sia alla San Gaetano, e poi con l'andare del tempo l'abbiamo fatta anche alle Scuderie. Dopodiché c'è stata richiesta ad Abano, questa mostra sempre dell'inferno dantesco. Ad Abano mia moglie mi fa, quando sono andato a casa, senti, ho avuto una telefonata che dicevano dalla Svezia, sarebbero interessati a vedere la mostra. Io ho detto, Marisa, questa è una presa per il lato B, e ho lasciato perdere. Dopo 15 giorni la prendo io la telefonata. La telefonata era effettivamente una richiesta dalla Svezia. Ho approfondito il discorso, mi sono accertato che fosse una cosa sicura, ho imballato i 50 quadri, tutti grandi uguali, 50 per 50, li ho spediti in Svezia. Io sono stato assieme a 5, siamo andati partiti, presi l'aereo, siamo andati in Svezia, siamo stati all'inaugurazione. Siamo arrivati veramente a Stoccolma, siamo arrivati veramente a bocca aperta per vedere l'affluenza, soprattutto delle scuole, perché lì Dante lo amano più che noi italiani, e lo conoscono anche di più. Ma le scuole venivano dentro la flauta, li sedevano per terra e gli insegnanti spiegavano le ragioni e i ragazzi disegnavano, ma una cosa interessante. Pensate, per farla in breve, che questa mostra è rimasta per 4 anni in Svezia e ha girato un po' in tutte le nazioni del nord. Poi me l'hanno rispedita. Nel frattempo io ho cominciato a pensare dentro di me, va bene, lì sono opere pittoriche, che con la pittura si possono ottenere altri effetti. Io ho sempre stato una passione per il disegno, perché fin dalle elementari ricordo che il maestro ha chiamato mio padre e ha detto: senta, suo figlio lo scrive a una scuola d'arte perché ha capacità disegnative veloci. E quindi ho cominciato con la scuola d'arte di Padova, poi sono passato in altre città che prima ho accennato. Fatto sta che ho cominciato a disegnare anch'io, però era una cosa che riguardava me, perché pensando un po' agli studi che ho fatto, anche per esempio l'inferno, non mi era stato fatto per intero. A brani, gli insegnanti ti spiegavano l'inferno ma a pezzi, quindi avevo un ricordo, quindi ho cominciato a tirare fuori i libri, ho cominciato a guardare, mi sono guardato pezzo per pezzo ciò che Dante scriveva e mi facevo i miei disegni, ma servivano a me per approfondire me stesso, per vedere cosa riuscivo a fare. Non vorrei tirarla troppo lunga. Poi, dopo l'operazione, la seconda operazione al cuore, il dottore mi ha detto, il professor Gerosa, tanto per non far nomi, mi ha detto: adesso devi stare tranquillo per alcuni mesi, non puoi muoverti, c'hai la valvola nuova, c'hai qua, c'hai là. E ho ritirato fuori i libri però Purgatorio e Paradiso, che io a scuola non l'avevo mai studiato. E leggere Dante senza l'aiuto di nessuno non è una cosa facile. Poi, solo al pensiero di... con il Purgatorio ancora siamo, diciamo, a livello terrestre, quindi diventa anche per un pittore, per un disegnatore, per uno scultore una cosa più facile. Per il paradiso mi sentivo imbarazzato, perché ho detto: ma adesso il paradiso non è più una cosa terrestre, ma una cosa aerea. Cosa riuscirò a fare? E avevo il timore di iniziare. Poi ho iniziato e via via sono andato avanti e ho completato sia l'inferno, poi il purgatorio e il paradiso, in totale di 130 disegni. Ma servivano per me, per capirmi, perché non avevo studiato fino in fondo tutte queste cose. Alla fine ricordo che l'assessore alla cultura di Padova, tanto per non fare il nome, il professor Colasio, mi fa: senti, facciamo delle mostre. E ho dovuto montare tutti i disegni, fare le mostre, ho fatto le mostre a Padova. Quindi è nato con questo intento, con l'intento mio di approfondire il discorso su Dante, che ne conoscevo solo una piccola parte. Però anche là, adesso rivedendo le cose che ho fatto, forse avrei anche modificato delle cose. Perché sì, l'interpretazione dell'artista è una cosa molto importante, però
Se la fai per te è una cosa, se poi invece pensi di proporla agli altri diventa un'altra cosa. Quindi anche là mi sono limitato poi nella descrizione delle cose di rimanere con delle immagini leggibili, che non siano delle cose informali o astratteggianti, se no dicevo che Dante diventa, chi è che lo interpreta? Quindi io ho cercato di fare delle cose abbastanza leggibili. Questo è quanto e vorrei terminare per lasciare la parola al collega. Un cordiale saluto a tutti. Questo saluto vorrei estenderlo a tutti coloro che ci stanno seguendo a distanza in questo momento. Un grazie alla Presidente Maria Stella Mazzocca della Società Dante Alighieri di Padova e al Vicepresidente Giorgio Bido, che conosco da tanti anni, ecco, per aver valorizzato attraverso queste due mostre l'intera cantica della Divina Commedia. Io oggi mi sento onorato di essere qui a fianco al maestro Bolzonella, che conosco da diversi anni, ho visto le sue opere, specialmente le pittoriche mi piacciono in maniera notevole, quindi le faccio i complimenti. Ecco, devo dire anch'io un grazie in modo particolare al dottor Dino Calvinato, che è stato a casa mia, ha visto le mie opere, si è convinto di portarle qui in villa, e quale migliore cornice di questa stupenda villa, e quindi veramente grazie. Un grazie particolare voglio farlo anche all'assessore regionale Sandonà, anche lui è venuto a casa mia, ha visionato le opere, si è reso conto. Ecco, e vorrei estendere un ringraziamento particolare alla professoressa Lucia Zanarella, che in questi ultimi tempi si sta battendo come una leonessa proprio per tenere le mie opere in sede permanente in questa terra veneta. Speriamo che sia così, io ne sarei grato. Vorrei ringraziare in modo particolare però anche il professor Luigi Ronca, che è stato il primo a dare visibilità al mio inferno dantesco, organizzandomi 2 mostre, molto probabilmente la signora Mazzocca si ricorda, a Padova presso il Circolo Ufficiali dell'Esercito in Prato della Valle. Ecco, un grazie particolare lo estendo anche al mio parroco, Don Domenico Zaggia, che in Chiesa a Frate in 4 anni mi ha organizzato 4 mostre e a coronamento di tutto l'inferno dantesco. 6 o 7 anni fa, 6 anni fa circa, ero in prossimità della pensione anch'io e scherzavo con i ragazzi a scuola perché recitavo un po' Dante e così e li invogliavo a entrare un po' nella Divina Commedia e mi sono messo in testa di realizzare questo inferno dantesco. L'avevo studiato da giovane, mi ricordo che la mia prima opera è datata 1970, quindi avevo 18 anni e quindi poi ho lavorato molto su commissione, quindi non mi sono più dedicato alla Divina Commedia e allora in prossimità della pensione ho detto adesso riprendo in mano, come un po' ha fatto anche il maestro Bolzonella, e ho cominciato veramente a entrare dentro al poema dantesco ed è stata un'emozione per me enorme. Mi sono imposto una data, 2021, ho detto devo riuscire a completare tutto l'inferno dantesco. Vi assicuro che chi mi conosce bene sa che ho lavorato per 6 anni, 10 ore al giorno, domeniche comprese. Oggi, 25 marzo 2021, sarò lieto di presentare a tutti voi e al pubblico queste 70 opere. È stato un percorso tremendo, difficilissimo, in quanto le difficoltà ci sono sempre, no? Lungo un percorso. Però devo dire che alla fine, insomma, è andato tutto bene. In questa mostra troverete varietà di tecniche, troverete varietà di materiali, è una mostra insomma variegata, non è una mostra monotona.
troverete opere modellate, troverete opere scolpite. Sono due tecniche totalmente opposte della scultura. Ecco, e che posso dire? Devo dire che Dante in questo percorso mi ha letteralmente illuminato. Sin dal primo canto mi ha fatto capire innanzitutto quanto fragile siamo noi umani nel nostro peccare quotidiano, nelle cose anche più banali a volte non ci rendiamo conto. Il poeta proprio nel primo canto mi ha illuminato, mi ha fatto capire quanto noi abbiamo bisogno nella vita di una guida, di una luce, di un faro. E l'ho rappresentato questo momento proprio nella prima scultura. Il poeta poi mi ha fatto capire che invidia, avarizia, superbia, nel canto sesto con Ciacco, quando parla con Ciacco. Ecco, ho capito che questa superbia, invidia e avarizia, le tre faville che hanno acceso i cuori, sono purtroppo molto radicate anche oggi. Il poeta poi mi ha fatto capire che la cultura, che l'arte sono dei valori assoluti, che noi dobbiamo tendere sempre gli occhi al cielo e guardare in alto, guardare alla bellezza delle cose. E quindi l'arte dà questo messaggio, l'arte porta questa speranza, deve portare questa speranza nel mondo. La cultura, Dante, come ha detto la signora Mazzocca, nel canto 25, verso la fine del canto, dice: considerate la vostra semenza. Ripeto le sue parole, signora, che ha detto prima. Considerate la vostra origine, dice. Fatti non foste appunto a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenze. Ecco, Dante mi ha letteralmente illuminato, perché anch'io, come il maestro Bolzonella, per fare quest'opera ho dovuto analizzare passo per passo. Non si può creare una scultura così, in maniera superficiale, bisogna entrare nel maestro, nel sommo poeta. Ecco, quindi spero che questa mostra possa piacere al pubblico e che possano queste opere trovare una sede stabile. Questo è il mio grande pensiero. Grazie.